Gli inviti alla prudenza inascoltati da molti. Il fine settimana in Veneto è offerto un susseguirsi di fotogrammi di assembramenti in piazze, parchi, litorali, cime. L'atteggiamento più utile per far finire la regione in area arancione. La posizione del Veneto al vaglio nelle prossime ore da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Imbarazzanti le ha definite le immagini delle persone che hanno affollato i più svariati luoghi il presidente Zaia, che non esclude provvedimenti restrittivi. In programma una riunione con i sindaci per delineare mosse comuni. Gli ospedali sono in affanno, il picco del contagio non è stato ancora raggiunto e già 519 posti in terapia intensiva tra pazienti Covid e pazienti ordinari sono occupati. Il rischio è di salute pubblica. Sanitariamente in ospedale noi diciamo che a questo momento c'è tensione, c'è allerta, ma sicuramente la situazione è sotto controllo, anche dal mattinale di questa mattina nel quale abbiamo avuto i numeri e tutto, cioè rispetto alle esigenze di posti letto. Socialmente c'è parte dei cittadini che pensa che il problema sia un problema semplicemente ospedaliero. Cioè il problema è che a marzo era un problema del territorio, oggi lo percepiscono sempre di più come un problema ospedaliero e forse è un problema anche un difetto di comunicazione. Se poi diciamo che i tamponi non funzionano, che queste robe non si fanno, finisce che ognuno si fa, come si può dire, la ricetta per conto suo. No? Ma pesa la crisi sociale che c'è? Beh, ovvio che pesa, cioè chi è che vorrebbe richiudere tutto, no? E quindi è anche un modo per esorcizzare la chiusura, mi rendo anche conto di questo, no? E io non biasimo le persone che vanno all'aria aperta a prendere un po' di sole, a farsi una passeggiata, però dico attenzione, l'assembramento no. Cioè non stiamo parlando di chi esce, uscite ma non in assembramento, c'è una piazza con 200 tavolini e tutti là seduti, ovviamente senza mascherina perché devono bere o fumare o peraltro, finisce che è una piazza di trasmissione del virus. Noi siamo sul pezzo, l'appello che faccio ai cittadini e soprattutto ai giovani è quello di essere della squadra. Cioè io c'ero, ma io c'ero a fare la battaglia coronavirus, non a dare una mano al coronavirus. Qualcuno magari andrà, anche qui il negazionismo, qualcuno dice Zaia deve parlare di meno perché prima o poi qualcuno gli darà addosso. Cioè, ma scusate, ma in un paese democratico è una colpa anche dire che il virus esiste? Perché questo è il vero tema. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Questa non è politica. Questo è senso civico, è etica. Ma c'è il rischio che questi assembramenti ci portino direttamente in fascia arancione? Assolutamente sì.